Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signori e signore, benvenuti e bentornati ad una nuova puntata di Ciaccolette! Le chiacchiere perfette. Il podcast! Ogni volta me lo dimentico! Il podcast delle chiacchiere perfette. dove si parla di tutto e di niente. Oggi parleremo effettivamente del nulla, di niente, delle cose inutili. Quindi Come oggi... te. No, aspetta, quindi tu... Come te? Dai! Quindi tu... Allora, tu di solito dici sempre oggi puntatona. No, oggi puntatona, ragazzi. Non è una puntatona quella di oggi, allora. Come no? No, perché di cosa parliamo? Del nulla cosmico? hai Esatto, detto? del nulla cosmico. Quindi oggi non puntatona. Non puntatona. No, in realtà sarà una puntata molto interessante. Vi accultureremo perché vi spiegheremo e vi racconteremo la storia di tutti quegli oggetti nati inutili Mhm, o a caso mhm. e divenuti fondamentali nell'uso quotidiano di tutti i giorni. Tra l'altro siamo di parola perché era uno degli argomenti che dobbiamo portare Nel corso di quest'anno. Esatto, brava. Quindi dopo che non andate a dire in giro che non siamo di parola, che siamo un podcast che è Dice le inutile, che bugie. dice le bugie e via dicendo. Noi una promessa è... Com'è il detto? Sempre mantenuta. Non era così, ma non importa. C'è un detto. Vabbè, dai, non ma noi con i importa. detti non siamo proprio Esperti. esperti. Non siamo proprio esperti, Esatto, ma prima... cosa c'è? Ciao, cheers! Ciao, cheers! Bene, per questa mia rubrica Ciao Cheers Tua rubrica! ho detto lasciami parlare. Nel fuori onda ho Ma mi detto. vieni a rubare le rubriche? Nella mia rubrica Ciao Cheers oggi vi mostriamo qual è l'aperitivo, se così dobbiamo chiamarlo, quello di oggi, che accompagnerà questa puntata. Allora, come zicchetto, Ma chi l'ha scelto? tu, Perché è inutile. abbiamo l'insalata Che mista. schifo, io odio l'insalata, è la cosa più inutile del mondo. Cioè, ma come ti può venire in mente di dire io oggi ho voglia di un'insalata? Ma che schifo! Ma è una frecciatina nei miei confronti? Sì. Dopo ne parliamo. Sì. Intanto voglio proprio gustarmi la visione di te che mangi un po' di insalata. Anche perché è totalmente scondita, quindi farà ancora più schifo. Non è vero di che è quello scondita, vedo qua che ti sei messa il sale. No, è il sale. Ah, ok. Che sarà già sul piatto perché il piatto era unto. Neanche a lavare il piatto. Dai, vai. Non sa da niente, raga. Cioè, anzi, è tendente all'amaro, è orribile. Che schifo. No, buonissima. Mamma mia, ho mangiato il radicchio, buonissimo. No, non mi piace. Lo accantoniamo, cosa dici? Sì. Io, raga, sono completamente in disaccordo con quello che vi ha appena detto la Irene, perché io vivo di insalatone, o meglio, vivrei di insalatone, ma di qualsiasi tipo. Tra l'altro, nel nostro ultimissimo viaggio a Firenze, vorrei farvi vedere cosa ho acquistato, perché sono molto proud del mio acquisto. Scusa, possiamo prima bere un attimo che Ok. mi pulisco la bocca che mi viene da vomitare. Ok, va bene. Da bere, raga, abbiamo una cosa buonissima. La cosa più inutile nel senso di insulsa, ma fondamentale nel mondo, perché senza di questa, cioè l'acqua, non esisteremmo nemmeno noi. Esatto, ora fammi dire il mio acquisto, di cui sono veramente molto proud. Allora, sono andato a Firenze, siamo andati a Firenze insieme e ho detto, ma ragazzi, io non posso tornare a casa da un viaggio a mani vuote. Perciò siamo entrati nella Odeon, nel cinema Odeon, Che è anche una libreria Giunti. che è di Firenze, la conoscerà benissimo. Ho È detto, bellissimo, tra l'altro, come posto. molto bello, mi lasci finire di parlare? Grazie. Ho preso un libro
Ho preso un libro. Insalata e insalatone. Ovviamente Mattia l'ha comprato finché io mi ero assentata per andare in bagno, perché altrimenti gli avrei vietato di comprare questo libro. Però ci ho dato un po' Ma un'occhiata. non ne hai ancora fatta una? Ma tu avevo il tempo di fare l'insalatone? Guarda che ci vuole tempo per fare l'insalatone. Veramente? Che bello naro! Scusa, banalmente, insalata di calamari, difficoltà facile, però preparazione 20 minuti più un'ora. Vabbè, è lo stesso tempo che te che metti per fare una pasta, eh? 20 minuti più Ora un'ora? che fai... Ah, no. Ah, ecco. Oppure insalata di avocado, vabbè, 30 minuti, ci sta. Vabbè, ma parti dalle più semplici, no? Ma sono un po' a casaccio. Ah no, aspetta. Sommario. Sane e golose, insalate sfiziose, pasta, riso e altri cereali, insalate piatto unico, contorni gustosi e basta. Adesso tu voglio che apri il libro in una pagina a caso Mhm. e... Sarà il prossimo cicchetto della prossima puntata? sì, Dai, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Dai, Sei pronta? vai, ho paura. Fai No. una roba semplice. Ah, si è Dammi il fatto male. microfono. A caso. Vediamo quale sarà il cicchetto della prossima settimana. Cioè, della prossima settimana, la prossima puntata? Ah, sei andata bene, amo. Top, non c'è l'insalata, perfetto. Eliche alle melanzane. Buone. A te non piacciono? No, però dai, potrei farci un'eccezione. Vi faccio vedere la foto, visto che per questa ricetta c'è È anche. andata bene, cavolo, perché non c'è l'insalata. Bene, quindi segniamocelo. Guarda, mi faccio anche proprio la... Fatti l'orecchietta. Esatto. E la prossima puntata, ragazzi, avrà le eliche alle melanzane. E pomodori anche? Cosa c'era? Melanzane? C'era un po' di tutto, c'era un po' di tutto. Va bene, dai, lo lasciamo qua davanti in pole position, così abbiamo una bella visuale. And now... Partiamo con la puntata, effettivamente. Mi sa che il primo oggetto è tuo. Certo. Allora, partiamo con la prima cosa. Vai, e questa è una mina, si parte a bomba, eh. Si parte a bomba, ragazzi, perché la prima cosa inutile ma utile è la Coca-Cola. Sentiamo perché. Inutile perché nasce come medicinale e io questo lo sapevo. Lo sapevi? Certo. Ma sai che io una volta sono andata al pronto soccorso perché avevo l'influenza intestinale. E ti hanno detto di bere Coca-Cola. E mi hanno detto di bere la Coca-Cola perché scusami. È un buon contrario. digestivo. No, blocca la diarrea e il vomito. Davvero? Sì. La Coca-Cola blocca la diarrea. E non mi ricordo se la diarrea o il vomito, forse il vomito. Ah, che cacchio, la diarrea. Beh, tu intanto finisci, io cerco. Allora, nasce come medicinale per il mal di testa e la stanchezza, cioè non era nemmeno pensata per essere buona, era proprio una cosa da farmacia. Poi a un certo punto cambiano la ricetta e diventa una bevanda e da lì succede il caos. Diventa uno dei primi veri brand globali, cambia completamente il modo di fare marketing e addirittura influenza l'immagine moderna del Natale, con tutto il discorso di Babbo Natale rosso. Infatti Babbo Natale è rosso grazie a Coca-Cola. A Coca-Cola. Comunque non ho trovato, però sono sicura perché me l'avevano detto in pronto soccorso. Ah, vabbè, ok, ma adesso io ho domanda da 100 milioni. Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. No. Pepsi? Sì. Allora, io non ho preferenze, nel senso che le bevo entrambe e non me ne frega niente. Ok. Va bene una, va bene quest'altra, va bene tutto. Però se devo scegliere, forse scelgo la Coca-Cola. Ma la Pepsi al limone l'hai mai provata? Sai che forse sì, ma tanto tempo fa, non mi ricordo nemmeno il gusto. Guarda che se Tanta roba? la Pepsi al limone fosse acqua, io la berrei ogni giorno. E perché non ce l'hai mai a casa? Perché costa la Pepsi? Vabbè, Io mi prendo la guizza piuttosto. No sponsor. Marta. Passiamo alla prossima, anche questa è una mina. È una mina, sì. Nutella. Nutella. Lo sapete che la Nutella nasce da un problema? Oddio. Il problema era che nella fabbrica Ferrero, dove appunto veniva prodotta la cioccolata, con il caldo d'estate si scioglieva No. la cioccolata, ovviamente.
E invece di buttarla, Ferrero dice: aspetta un attimo. Ho una idea. I got an idea. Idea. E crea una crema spalmabile. La famosa super crema si chiamava. Poi è diventata Nutella. Nutella. Con questo nome che unisce Nutella, scusami, nocciola. Ah, ok, infatti. E un suono familiare italiano, Ella. Ella. E oggi è un'icona mondiale. Sì. Cioè, da disastro produttivo a una... Cosa è successo che non ho capito? Ti eri imbalbettata? Cioè, da disastro produttivo a una delle cose più amate del pianeta. Effettivamente è buona la Nutella, scherzo. Andiamo a te non avanti. piace, ma perché in generale ti piace poco la cioccolata. Esatto. A me piace molto la Nutella. Sì, lo so. Ma la Nutella oppure una nocciolata fatta in Mi casa? piacciono tutte. Tranne l'insalata. È strano. Bene, la prossima è il sottobicchiere. Là. Allora, il sottobicchiere nasce per coprire la birra, non per appoggiarci sopra il bicchiere. Lo sapevi? Pensa. Io non lo sapevo. Tu lo sapevi? No. Ecco. Ignorante. Serviva a evitare che dentro finissero insetti e polvere. Beh, ha senso. Make sense. Ascolta, ma che te da parlare in dialetto, no in inglese? Infatti, Che te si infiamma sei English. Guarda che devi parlare in dialetto, non in inglese, che sei un po' troppo English. ok, so. Fai come quelli che abbiamo trovato in hotel a Firenze? Oh, ma che ridere. Racconta, ti prego. Devono ascoltare questa cosa. Vabbè, ok. Dopo continuiamo col discorso del sottobicchiere, però questo ve lo devo dire. A Firenze siamo andati in un hotel, ragazzi, abbiamo passato la notte lì. La mattina, quando ci siamo svegliati per andare a fare colazione, c'era una coppia, secondo me erano italiani. Sì, erano italiani. Erano italiani. E però raga non si capiva cioè a parte che eravamo in tre che stavamo facendo colazione, quindi l'hotel era piccolo, si sentiva tutto quanto. Esatto. Ma stavano facendo di quei discorsi, ragazzi, che io non sapevo neanche come cavolo facessero. Cioè dicevano 3 parole in italiano e dopo 2 in inglese e dopo 4 in italiano e dopo 5 in inglese. Quindi è come se io iniziassi a parlare così e ad un certo time facessi una cosa like this, no? È proprio così, yes, like this. Capito? Quindi è come se io adesso vi parlassi del sottobicchiere. Come si dice sottobicchiere in inglese? Non ne ho neanche più pallida idea. Underglass. È come se io adesso vi parlassi dell'underglass. Non so se si dica così, And then... Beh, comunque è esilarante come No, cosa. che ridere. No, ma bravi! No, vabbè, amo, ma imbarazzanti, dai, ma facevano troppo ridere. Che cazzo fai? Allora... avrà avuto un senso se lo facevano, però erano bravi perché ti sfido te a farlo. Io Loro lo spero- facevano, guarda che loro lo facevano con una naturalezza che sì, era sì, sì. assurda. Ma parlavano anche di discorsi seri, importanti. Cioè, io non riuscirei a spiccare speaking like this, you know? Cioè, sarebbe molto difficile. Vabbè, ascolta, torniamo al dialetto che è meglio. Esatto, il dialetto quello lo sappiamo. Oggi invece, per quanto riguarda il sottobicchiere, ragazzi, lo usiamo al contrario, quindi non più per coprire il bicchiere, ma per appoggiarci sopra il bicchiere, perché a noi non ci piacciono gli aloni del bicchiere sul tavolo. Ci fanno schifo gli aloni. You know? Ok, adesso puoi continuare tu. Ora passiamo al cerotto, che tra l'altro tu ne hai uno? Sì, perché la Lola mi ha un po' pizzicato. Azzannato. Esatto. All'inizio sembrava una cosa banalissima, una garza con un po' di adesivo, niente di rivoluzionario. Però nasce per un'esigenza concreta, domestica, aiutare una persona che si feriva spesso in casa. Esatto. E lì cambia tutto, perché per la prima volta la cura delle ferite diventava semplice, immediata. No, ma effettivamente prima dei cerotti, come cavolo ti... Niente, la lasciavano all'aria, tipo... che così faceva infezione? Sì, in effetti. Non sei so mare buona. Non mi mandare a quel paese, non mi mandare a quel paese. Il cerotto ce l'ho lì, cosa devo fare per fartelo vedere? Così. Dai, tocca a te il velcro. Ok, adesso continue with the velcro. Allora, the story is this.
C'è un ingegnere svizzero che va a fare una passeggiata in montagna con il cane, quindi immaginatevi questo personaggio che start walking with the dog and quando torna a casa, at home, si accorge di avere i pantaloni e il cane... ma per fortuna che ce li aveva. E il cane pieni di quei semini appiccicosi, quelli che non si staccano mai. No, io odio quando succede. Che tipo andiamo a camminare e ti si attaccano sui pantaloni Tipo, tutti quei sì, semini, esatto. spighe. Esatto, le spighe Ma sono... sai che anche sul mio gatto si attaccano. si attaccano Perché- e faccio una fatica a toglierglieli. Mhm. C'è stata una volta che addirittura gli si era... Gli si erano incastrati sotto. Nella pelle. Madonna. ma ha fatto infezione, ma non sono mica riuscita a toglierlo, Vabbè. L'ho dovuto portare dal veterinario? The veterinary. E lì invece di imprecare basta, che cosa fai? Cosa Gli fa? viene una curiosità. Cioè, gli viene un'idea pazzesca. E dice: prendo uno di questi semi e lo guardo al microscopio come cavolo è fatto. Tu l'avresti fatto? Io mi sarei solo che incacchiato duro con i semini. Ok? E da lì che cosa ha scoperto? Scopre che non è magic. Non è magic, ok? Ma sono pieni di minuscoli uncini che si agganciano alle fibre dei vestiti. Come la lingua dei gatti? Esatto. Lo sapevo, volevi fare l'excursus e insegnarmi qualcosa, lo so come è fatta la lingua dei gatti. E lì gli si accende una lampadina a questo personaggio. Ok, questa cosa si può replicare. Ci lavora per anni perché non è così semplice copiare la cosa, ma alla fine riesce a creare il velcro. Ma tu usi ancora scarpe con il velcro? No. Gli strappi? No, però da piccolo Sono tantissimo. comodissime, Ma tu da piccolo, da piccola, avevi le scarpe che si illuminavano? Certo. Ah, ecco, delle principesse. Io dei gormiti. Io delle principesse però mi piacevano di più le Kelly. E Lelly Kelly. Io avevo le scarpe che si illuminavano. Ma io non mi ricordo come si chiama quel gioco, però mi ricordo che ci giocavo tantissimo con mio fratello. Era, mi pare, per la PlayStation e tu dovevi andare in edicola a comprarti questi personaggi di plastica e praticamente tu ti compravi una sorta di piedistallo che si collegava alla PlayStation, alla televisione, e dovevi appoggiarci il personaggino sopra il piedistallo e lo vedevi poi nella televisione. Figo, ho capito. Però non mi ricordo come si chiama quella cosa. Non so dire perché io non avevo la PlayStation. Allora, io avevo le scarpe che si illuminavano di quel gioco lì. Ho capito. Beh, figo, bello, Sì. non c'è. Ma mio fratello tanta qualche roba. giorno fa mi sono appena venuti in mente perché qualche giorno fa mio fratello ha spolverato un po' camera sua E li ha trovati? li ha ritrovati quei Madonna. personaggini lì. Ah, ok, I pensavo personaggini alle di scarpe. plastica, sì. Sì. Ok, so let's talk di nuovo delle nostre cose perché stiamo un po' tergiversando. Sì. Passiamo alla penicillina, che non so se sappiate cosa sia, però è tipo una polvere. Non so se ci sia anche in crema, ma io Sì, mi pare di sì. Beh, io la conosco sotto forma di polvere che ti metti quando hai una ferita e ti dovrebbe disinfettare. Ok. Qui siamo proprio al livello massimo, amore. Adesso scoprirai perché. Ok. La penicillina era una muffa dimenticata su una coltura, quindi che schifo se posso dire. Beh, ma Io odio le muffe. Lo sai che il lievito è una muffa? Ah sì? Beh, anche nel gorgonzola c'è la muffa, E tu ti mangi le muffe comunque? però è quella commestibile. Una cosa che chiunque... Allora, appunto, la muffa sarebbe stata ovviamente una cosa che chiunque avrebbe buttato senza pensarci due volte, perché Esatto. che schifo. E invece Fleming si accorge che quella muffa, ok, uccide i batteri. Non ci credo. E da lì nasce il primo antibiotico, cioè milioni di vite salvate, una rivoluzione totale nella medicina. Forse è l'esempio più potente di qualcosa che apparentemente è inutile e fa addirittura schifo, come la muffa, e che cambia però completamente la storia dell'umanità. Ma pensa a te quante cose stiamo imparando grazie a cioccolette. Ci metti sempre la L, devi smetterla. Ma perché è più bello? Senti cioccolette. Ma noi abbiamo cioccolette come Cioccolette. podcast. Next è il pluriball, oppure chiamato in inglese, visto che oggi è un po' una puntata English.
Bubble wrap. Bubble wrap. Ecco. E com'è nato? Nasce come carta da parati. What? Pensa a te. Pensa a te. Cioè, immaginati camera mia. Piena di pluriball. Bella. But qualcuno ha un'idea. Ok. Ok? Ma se lo usiamo per proteggere gli oggetti durante le spedizioni? E lui era un genio. E questa persona è stato un genio, effettivamente, perché effettivamente sì. Tra l'altro, io lo uso come antistress, lo schiaccio tutto. sto lontano dallo stress. Na, 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 na. na. Ma sai che mio papà, quando suonava Sì? con i vinili, Sì. aveva tappezzato tutto il suo studio con le cose delle uova. Sì, perché assorbe il suono. Esatto. You know? Amore, a me non mi devi insegnare niente. And then? QR code. Ok. Passiamo al Technologic. Technologic. Quando nasce era totalmente inutile, era brutto da vedere, nessuno sapeva come usarlo, nessuno lo capiva, sembrava complicato, che schifo. Poi arriva il momento giusto, per modo di dire, la pandemia. Con essa la digitalizzazione e il bisogno di velocità, immediatezza. E improvvisamente lo trovi ovunque, ed è vero, perché ormai vai sempre tipo al ristorante e devi leggere il menu scansionando il QR code. Sì, sono un po' contro, Io sinceramente. preferisco il menu di carta. Anch'io. E oppure banalmente anche con i pagamenti nelle pubblicità e via dicendo. Quindi da oggetto ignorato a oggetto indispensabile nel giro di pochissimo. Sì. Vai! Let's continue with nylon. Il nylon all'inizio, diciamo, non nasce proprio per l'uso quotidiano. Viene creato durante la guerra per sostituire la seta, pensate un po'. Quindi parliamo di paracaduti, corde, robe militari, insomma, quindi zero glamour. Poi però finisce la guerra e entra nella vita di tutti i giorni, quindi vestiti, calze, spazzolini, cioè passa da materiale tecnico a qualcosa che usiamo senza nemmeno pensarci, è ovunque. Ma tu la roba di nylon dei vestiti ti piace? I vestiti in nylon ti piacciono? No, perché Non fanno respirare. sudo. Esatto. Mhm. Let's continue with the GPS. GPS, quindi banalmente il navigatore, mi viene da dire. Una cosa che ti rintraccia la tua posizione. Sì, dai. Per anni completamente inutile per noi comuni mortali, perché era anche questo una tecnologia militare segreta, però in questo caso, ok? Serviva per orientare missili e coordinare truppe, quindi niente a che vedere con la vita di tutti i giorni. Poi però l'hanno reso pubblico e ha cambiato veramente tutto, dalla A alla Z. Tant'è vero che ormai i viaggi, le mappe, gli spostamenti vengono proprio rintracciati tramite questa tecnologia del GPS. Yeah. Quindi oggi non possiamo più andare da nessuna parte senza GPS. Sì. Abbiamo perso pure il senso dell'orientamento. Beh, ma tu saresti in grado di andare No. da qui a casa mia a casa tua? Beh, ovvio! Non stare a dire cavolate che Ma io lo cosa vedo. dici? Io lo vedo da qua Ma sopra che ti metti dai, sempre the ma navigator. Guarda, the navigator. lascia stare che è meglio. No, non è Eh. vero, assolutamente. Continuiamo con una cosa che io non pensavo che fosse inutile. E invece... L'ombrello, perché sappiate che nasce proprio per come lo usano in Oriente, sì. quindi per coprirsi dai raggi solari. A parte che ho iniziato a vedere che anche qua da noi sta iniziando a essere usato per quello che effettivamente è nato. Beh, noi nella vacanza... In Portogallo l'abbiamo usato. Ci ha salvato, Sì. Ci ha salvato. Sì. E invece noi lo usiamo per la pioggia, ragazzi, quindi doppio uso, massima resa. Esatto. And now... Let's continue with another thing, che non è una cosa inutile, ma è il ciacoroscopo. Ciacoroscopo.
Bene ragazzi, di nuovo per chi non lo sapesse, il Ciacoroscopo è quella rubrica del podcast Ciacoette dove vi informiamo del segno zodiacale più fortunato delle prossime 2 settimane dall'uscita di questa puntata. Quindi da oggi per 15 giorni il segno zodiacale più fortunato è... Rullo di tamburi? Ebbene sì ragazzi, finalmente abbiamo il Gemelli! Finalmente! Yuhu! Ma tu conosci qualcuno che ha gemelli? Io? No, tu non sei gemelli. Tu! Beh, sì, me stessa, ovvio. Dillo che sei gemelli. Sono gemelli. Ecco, brava. Mercurio favorisce comunicazione, nuove idee e incontri interessanti. Cosa incontri interessanti? I don't really like this. Periodo dinamico, ottimo per viaggi brevi, cambi di routine e nuove opportunità. Capito amore, quindi vacanza. Maggiore leggerezza mentale, siamo sicuri? Sì. Vedremo, dai. Riesci a vedere soluzioni dove prima vedevi problemi. In sintesi, se sei gemelli anche tu, che ci stai ascoltando come la co-conduttrice qui vicino a me, Irene Battistella, questo è un momento in cui tutto si muove e spesso anche a tuo favore. Speriamo. Soprattutto se sei pronto a cogliere le occasioni Assurdo. al volo. Bene, chissà se toccherà prima o poi di nuovo ancora il mio segno zodiacale. Solo una volta mi sa, se non erro. La mia forse se sua prima volta, quindi. Detto ciò, ragazzi, hai Frase qualcos'altro? sì, io volevo dare un senso filosofico alla puntata di oggi. Che qui abbiamo anche un po' di filosofi. Forse il punto è che niente nasce già utile, ma diventa utile quando qualcuno gli trova un senso. E spesso le idee più strane sono quelle che cambiano tutto. Mamma mia, guarda qua io ti faccio un applauso. Grazie. Faccio l'applauso come Grazie. Hailey Bieber, lo faccio così, Esatto, va bene? perfetto, amore, perfetto. Abbiamo una domanda per voi. Dai. Perché ci piace finire così e vediamo chi risponderà nei commenti a questa domanda. Raccontateci qual è la cosa più inutile che però usate ogni giorno. Esatto. Bene, perfetto. Detto ciò, ragazzi, noi vi ringraziamo come sempre per aver ascoltato questa puntata. Potete andare ad ascoltarvi anche tutte le altre. Correre. Come sempre, recensioni, commenti, condivisioni con i vostri amici. E com'è che concludiamo le nostre puntate di solito? Aspetta, mi sono girato dalla parte sbagliata. Cin cin. Sì. No, aspetta, facciamolo like The others. the other. Allora, cin cin to us, to them e a Ciacoete. E alle cose inutili proprio come Ciacoete.